Ma buongiorno al posto di chi? Magari Spinazzola per non esagerare. Luca live. Dai amici bellini, la formazione abbiamo presa. Adesso dobbiamo vedere le posizioni in campo bene. La live, sono riuscito a postare questa reaction prima, adesso andiamo live subito. Vedetevi questo, lasciate un like e poi andate live. Wow Luca, avevi fatto un fatto bellissimo e poi l'hai buttata fuori. Vabbè, anche Højlund l'aveva fatto. Calma. Bentornato Spina. Bravo Luca. Bravo Vergara. Oh, fallo, se l'ha tirata tante. Uè, se l'ha tirata proprio a terra. Bravo Juan Gesù, la palla per Luca. Era bellissima. Politano, non ce l'erate a Mazzotti, no. Devi fare quello che fai con Di Lorenzo. Non ti permettere. Bel corner. Caprile. Tira. Oliver. Bravo Juan. Bravo Ambrosino. No Luca, non te lo dà il fallo. Gioca. Vai Luca, te l'hai fatta all'Upert. Vai. Doppio passo. Vabbè, non esageriamo. Occhio Oliver, che sto passaggio c'è un po' il pericolo che, non essendo loro super aggressivi nella nostra metà campo, giochiamo a un ritmo un po' più basso e ci addormentiamo. C'è questo pericolo, ma lo dobbiamo scongiurare. E uno che lo chiude a Gaetano magari? Bravo Vergara. Credici Ambrosino. Luca, ascoltami. Bravo Vergara. Bravo. Tirata, è pazzo. Luvumbo, ma sti mano in faccia, fammi capire. Hai fatto 40 falli di mano già. Fammi vedere. Pigliare un pochino, ma poca roba. Vabbè. Esatto, Patrick, esatto. Juan Jesus, una palla alla Modric. Oh. Luperto il giallo qua. Bravo Ambrosino. Vergara? Perché col destro? Politano! Dai! Fallo. Verso la porta, Luperto! Era Elmas. Vai Vergara, eccolo là! Luca! Lo capite? Mo' già scrivere all'amico Bellino che mi ha detto: ma secondo te chi segna? Perché hai indovinato le formazioni. Se mi dici chi segna, e io non l'ho giocata perché la PlayStation era on fire. E onestamente che io ho detto ma un'incornata di Luca. Io non devo giocarmi niente. Ecco, sta scrivendo. Li vedete i puntini? Ho sbagliato l'assist, man, perché ho scritto Elmas assist, ma un'incornata di Luca. Capirne di calcio. No, come Mazzocchi mi ha scritto non capirne di calcio e dimostrarlo pure. Mazzocchi, ma per favore, dai. Ma non ha manco esultato, è polemico il ragazzo. Dai. Non lo so perché ero concentrato ad atteggiarmi. Bravo Vergara. Cross meglio di Polità. Andiamo avanti, calma. Vai Olivera. Da Vergara, che giocatore è! Luca, bravo! Questa mi era piaciuta. Fuori gioco. Luca, che ti metti con gli arbitri che li sfusiamo fuori gioco. Non ti permettere di contestare anche le cose. È una questione di... Bravo Vergara. Molto. Vergara! Sei andato a Spina. Lo bomba. Buono ha rovesciato Juan Jesus. Vabbè. Dobbiamo esagerare. Bravo Politano. Guarda che voglia. Mettilo meglio. Bravo Mazzocchi. Ringhia. Bravi. No, mi piace l'atteggiamento. Bravi. Mettilo con destra. Bravissimo. Apprezzo. Te ne stuticca Ambrosino. Proprio alla Calaiò. Proprio. Calma. Cioè, stai giocando anche benino. Vergara, campioncini, un buon giocatore. Bravo Juan Jesus. Penso che se voi cercate le parole più dette sul canale potrebbero essere bravo Juan Jesus, le parole più dette. Chiede sta palla, Luca.
Io li abbiamo fatti giocare un po' troppo, per fortuna questo ha provato la trivellazione. Vabbè. Bravo Ambrosio, un po' alla Kvara, diciamo, questo esterno. Bella idea, insomma. Si possono lasciare molti like per questa prestazione, per questo primo tempo del Napoli. Non lo chiamerei nemmeno Napoli B, perché ci sono delle riserve, ma sono tutti nostri calciatori che vanno difesi, tutti. Ciao bello. Una grande tragedia. Dai! Continuare così. Poi I have some feelings che mi tengo per me, onestamente. Sono un po' privati, l'ho detti sul gruppo, ma non mi voglio permettere. Calma, vediamo come va a finire. C'ho in mente un titolo che non è clickbait, ma quasi. Lucca è un giocatore incredibile, che non ci si può credere. Dai ragazzo, dai, bravo. Stoppata bene, girata bene di sinistro, bravo. Vai Olivera. Se ne chiude. Bello di esterno. Bravo Politano. Sì, va bene, altissima. Polita altissima. Bravo Vergara, Mazzocchi, fai gol. Però molto strattonato, onestamente. Bello Politano, va. Spina. Bravo qua Jesus. Ma quanti napoletani ci sono in questa partita? Un record! Se li contiamo tra Mazzocchi, Vergara, Ambrosini, Seba Esposito, napoletani e zone limitrofe, Borrelli, Gaetano, dimentico qualcuno? Vergara, good, nice fit! Giocano un po' meglio, con questi, mamma mia! Prati! Deviato da Vergarino! Esposito! Ma io, la partita non è finita, siamo solo un gol avanti. Sta trasendo Scott! Vabbè, 4-3-3. Dillo Patrick. Esatto, 4-3-3 con Spina che sale. Mazzocchi, Beugano, Juan Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Scott o Elmas al centro, insomma così. Politano, Lucca, Spinazzola, ha molto senso. Borrelli, mamma mia, bravo Beukema. Vai Vergara, fallaccio. Uè, non ce l'ha dato. Sacchi, Arrigo Sacchi. Ok, calma. Bravo, chi è? Mazzocchi, bravo. Bisogna chiudere la porta perché sto cominciando a scaldarmi e a luccare come un dannato. È che forse siamo a 2. Scott Vergara 2 con Politano sottopunta. No, forse con Elmas sottopunta. Ah, già capito. Magari siamo rimasti uguali, abbiamo solo spostato Elmas avanti. Sì, sembra che stiamo ancora a 2. Politano sta molto mobile. Bravo Vergara. Bravo Elmas. Vai Scott. Oliver Scott. Sclorato. Mazzocchi. Ha fatto ta. Lo sapete che significa quando uno dice che con il pallone hai fatto ta? Non ve lo dico. Il famoso però un po' più volgare. Vabbè, Mani. Ma buongiorno al posto di chi? Magari Spinazzola per non esagerare. Lucca live. Maro Scott. Il rimpallone. Però è giusto perché loro stavano spingendo di più e lo meritano. Sarei un po' sfortunati, un po' morbidi. Però Beukema non deve seguire, cioè lo sta seguendo Juan Jesus. Non puoi fare questo che seguono tutti un uomo perché... Oilundo! Quindi toglie Mazzocchi, sposta Spina. Bravo Conte, bravo. Un po' più di qualità. Bravo. Spina di là, sale Oliver. Bravo, giusto. Piglia Spina. Bravo Oilund per Scott che è di sinistro. Era un gol proprio alla PlayStation, Voi pensavate ci potevamo riposare e invece no. Maropolita, mamma mia. Neres e Lang, ma per forza. La va a mettere per forza. Bravo perché... Pigli. Conte che chiede Elif, stai bene? Lo mantieni in campo? Magari leva Vergara, abbassa di nuovo Elif. Bravo Vergara, bravo. L'ha pigliato fallo, bravo. Io capisco il togliere Vergara per mantenere Elmas, non capisco subito togliere Olivera. Avrei tolto Politano. Poi si sposta di nuovo Spinazzola dall'altra parte. Politano dovrebbe arretrare a fare il quarto. I canzalati. Perché la batte Politano? Perché la batte? C'è Neres in campo. Perché la batte Politano? Inciampa pure! Perché la batte Politano? Direttamente su Caprile. Perché la batte Politano? Spiegate?
Spiegatemi nei commenti. Grazie Patrick per aver sottolineato l'ennesima simulazione inaccettabile. Caprile che perde il pallone e fa finta che si è fatta male. Non si può fare. Ha preso pure il fallo. Non si può fare. Non si può fare. È uno schifo. Vergare, Pierabot, coppo ginocchia. Mamma mia, come ha fatto questa palla ad arrivare proprio a Borrelli? Vai Højlund. Højlund, tira in porta. Tira in porta. Ah, un tentativo di colpo di tacco proprio geniale. No, tira in porta. Con Raffaele. Bravo Højlund. Poco meglio con questi passaggi di prima. Bene. Questa era Lang. Vai Højlund. Spina, alzati. Niente, dai, niente. C'era una bella manata proprio in dall'occhio. Vabbè. L'arbitro stava là, pensavo l'avesse visto. Da solo De Jola. Da solo. Bravo Højlund. Vai Politano. Mettila bene. Scott. No, vabbè, stavo facendo un'altra di quelle cose alla Scott. Mamma mia, pensavo che... Lang! Lo spina! Bravo Elmas. Veramente dobbiamo andare ai rigori? Capola, facciamo paragone, Caprile. McTominay! Bravo, dai, recupera. No, stiamo perdendo i contrasti. Bravo Juan Jesus, contrasti più tosti. Bravo Højlund, vai, spina, Neres. Caprile. Mano di Felici. Mano di Felici, palla che va in porta. Mano di Felici, palla che va in porta. Attenzione. Sta facendo finta che si è fatto male perché sa di averla presa con la mano. Non controllano. Guagliù, ma non è mano di Felici. Ma non avete visto? Cioè, ditemi che ho visto male io. A parte questo fallo su Lang che... Va bene. Quindi si deve andare ai rigori. È finito il tempo. Bravo Juan Jesus. Gioca, Lang. Spina. Piglia, Polità. E rigore. Vabbè. Voglio, i rigori sono... sono una lotteria. Io non si dovrebbe giudicare i calciatori dai rigori. Non dovremmo... È la prestazione, se no risulta triste. Però dai, io ci tengo, lo so che a voi non ve ne frega niente della Coppa Italia, io ci tengo tantissimo. Cellulare via, perché qua puramente la partita già è finita nel mondo reale. Obert l'ho preso, mi pare, al Mantra perché c'aveva il doppio ruolo, giusto per prendere qualcosa, ma insomma non vale perché... È la Coppa Italia. Ha tirato un marò nei rigori. Politano, se sento lo stadio, io posso mormorare da casa. Lo stadio non deve mormorare. Politano qualche rigore l'ha segnato in carriera, dai. Bravo! Per rigore, deciso, senza incertezza. Bravo. Borrelli, ma un po' di quella cosa, un po' della FIFA dello stadio, no? Lo stadio si sta sentendo o no? Dai, Vania. Ma che bravi! Scott! Non ci mi spauro. Scott. Dai Vania, dai. Mannaggia. Si è buttato Lang, se l'aspettava centrale, non ci capito. No, Lang. Bravo Lang. Non ci mi sono poco paura, anche è qua. Non finisce più. Felici. Se la Madonna è giù senza mettere le mamme in mezzo. E io l'ho visto quel fallo di mano e vorrei rivedere. Esattamente. Højlund. Mo che volevo fare? Perché con la Danimarca molto bene. Quell'altro insomma che dirà non benissimo. Step up. Devono valere pesante i tuoi rigori. Vai, giusto pure spacca la porta. Esattamente. Quindi se vogliamo la para Savic sembra Esposito che ha segnato, quindi insomma una cosa potrebbe dove cacchio l'ha messo? Neres, il momento è il tuo, fai quello che devi fare. Com'è strano questa rincorsa, ma che brutto mi hai fatto arrabbiare Oriale. Lupetto, ma tirano proprio bene. Perché? Ti prego, ragazzo. Bravo, che bel gol! Lo sentivo come se fosse il mio. Che bel tiro. Cioè, mi arriva a tirare pure Savic, ma fa capire.
A dopo, e pure a dopo. Ah, è arrivato, bravo Savic, aiuto. Mamma mia, che ha spaccato la porta. Ha spaccato la porta. Se li tiri così, sono imprendibili anche se le intuisci. Idrissi, fai lo scavetto. Niente, segnano tutti. A questo punto sono stanco. Basta. Spina. Bravo Spina. Io devo andare live. Che vogliamo fare? Ti pardo. Niente, voglio, non ne para uno oggi. Juan. Vabbè. Me la prenderete con me anche qua, Bravo. Bumbo lo prendevo al fantacalcio tipo l'anno scorso, 2 anni fa. Ho deciso di non prenderlo, tanto non lo metto mai. Che cos'è questa mezzaluna? La parata! Chi è rimasto solamente Buongiorno e Beu. Buongiorno non perde tempo, la tira e la mette! Ci vediamo live. Io ne voglio parlare. Lasciate molti like perché è stata dura. Tutti come la grande mela che